Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto esprime soddisfazione a seguito dell'approvazione in Consiglio della variante al piano regolatore generale che consentirà l'adduzione delle fogne della fascia costiera verso il depuratore di Sant'Anna. Zambuto afferma si tratta di una conquista storica perché risolve il problema trentennale dell'appesantimento da scarico del mare di San Leone. Ciò però non esonera la società Girgenti Acque dalle proprie responsabilità. Infatti Girgenti Acque dal 2008 al 2013 per 5 anni ha incassato 1.300.000 euro all'anno di canone di depurazione per la fascia costiera, in mancanza della depurazione. Si tratta di 7.800.000 euro. Qual è stata la sorte dei 7.800.000 euro? Perché non sono stati impiegati per impianti fognari, idrici e depurativi? Si tratta di compiti da adempiere anche in mancanza di finanziamenti pubblici, traendo fonte da quanto pagato dai cittadini. Ascoltiamo lo stesso Zambuto al microfono di Davide Saia. Sindaco, un suo intervento per quello che riguarda la modifica di una delibera arrivata ieri in Consiglio Comunale che riguarda appunto il depuratore e la pompa di sollevamento. È un passaggio importante quello ieri sera in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale quasi all'unanimità ha approvato la realizzazione di questo progetto che prevede il sollevamento del reflui dal villaggio Peruzzo a Sant'Anna. E si va così, diciamo, a concludere una vicenda che dopo 30 anni, prima per vicende giudiziarie, poi per un atteggiamento ondivago della sovrintendenza, porta finalmente a soluzione questo problema. Voglio sottolineare che la mia amministrazione in questi anni ha avuto la capacità di prendere per i capelli questa vicenda e finalmente dargli una soluzione, di cui siamo convinti del fatto che non sia la migliore soluzione, ma sia l'unica soluzione praticabile. Ma questo non toglie le responsabilità che ha il gestore privato Girgenti Acque sulla vicenda. Girgenti Acque che ha incassato dagli agrigentini in quota canone di depurazione nella tariffa e nelle bollette che gli agrigentini hanno pagato, dicevo, Girgenti Acque ha incassato 1.300.000 euro circa l'anno solamente come canone di depurazione, che per 5 anni significano 7.800.000 euro. Di questi fondi, di questi soldi, il gestore privato cosa ha fatto? Avrebbe dovuto investire questi soldi per garantire il funzionamento del sistema dei reflui e il funzionamento del sistema di depurazione nella nostra città, perché ai sensi della convenzione con la quale è stato affidato a Girgenti Acque il servizio idrico nella nostra città, il gestore ha assunto l'onere di garantire il funzionamento del sistema complessivamente e ha anche le risorse finanziarie. Non è possibile che il gestore privato attenda solo e soltanto i fondi pubblici, i finanziamenti pubblici, di cui la mia amministrazione in questi anni con grande fatica è riuscita a recuperare, ma il gestore privato dentro questo nuovo sistema non può aspettare i fondi pubblici, perché sennò non si capisce ciò che sta a fare, e questo è l'ulteriore elemento che ci porta alla risoluzione del rapporto con Girgenti Acque. Ecco, continua quindi questo pugno duro che dovrebbe portare alla risoluzione contrattuale. A che punto è lo stato della rescissione? Noi stiamo mettendo in atto tutta una serie di contestazioni fondate, rispetto alle quali poi il lato idrico, che non può essere sonnolente o dormiente come è stato fino a oggi, dovrà prenderne atto, salvo non essere anche coinvolto in responsabilità gravi su questa vicenda. E dunque il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato la variante al piano regolatore generale che consentirà di iniziare i lavori di costruzione della condotta di adduzione delle fogne di San Leone del villaggio Peruzzo al depuratore di Sant'Anna. In proposito esprime viva soddisfazione l'associazione ambientalista Mare Amico, che da sempre ha sostenuto l'iniziativa necessaria, tra l'altro, per sottrarre il mare di San Leone dal peso nocivo dei liquami non depurati scaricati, seppur a distanza dalla costa, dai
pennelli a mare. Infatti Claudio Lombardo afferma: il dirottamento delle fogne di San Leone e Villaggio Peruzzo verso il depuratore di Sant'Anna di fatto renderà inutile il pennello a mare. Per una volta la politica è riuscita a dare risposte veloci alle esigenze della nostra città. Si proceda adesso senza ulteriori indugi agli espropri e alla costruzione di questa fondamentale opera di disinquinamento del nostro mare. E nel merito della variante approvata dal Consiglio Comunale di Agrigento, ascoltiamo adesso il consigliere comunale di Agrigento Gerlando Gibilaro al microfono di Davide Saia. Consigliere Gibilaro, ieri nel corso del Consiglio Comunale ha approvato una proposta di delibera che riguarda una variante di modifica per quanto riguarda la realizzazione della pompa di sollevamento del Villaggio Peruzzo, dovrebbe portare i reflui al depuratore di Sant'Anna. Il gruppo GIRPA si è astenuto, ecco perché, quali sono le cause? In Consiglio Comunale ieri è stata votata questa variante per quanto riguarda i vincoli preordinati all'esproprio per poter realizzare questa condotta che porterà i reflui della costruenda pompa di sollevamento a Sant'Anna. Come tutti sappiamo, il depuratore del Villaggio Peruzzo non si è potuto realizzare e la soluzione è stata una soluzione che il gruppo GIRP, il consigliere Gibilaro e il consigliere Mallia hanno ritenuto la più svantaggiosa da un punto di vista tecnico, perché i reflui verranno pompati a Sant'Anna. Io voglio ricordare che Agrigento si trova in collina e i reflui scendono per caduta naturale a mare. Noi siamo così scienziati che li pompiamo a monte. Tutto questo avrà un enorme dispendio di energie, perché queste pompe di sollevamento funzioneranno attraverso l'energia elettrica. Si tratta di una pompa di sollevamento che funzionerà 24 ore su 24 e il costo dell'energia sarà purtroppo caricato sulle tasche degli agrigentini. È chiaro che cosa emerge? Emerge che la classe politica degli anni passati a qualsiasi livello non ha saputo offrire nessuna soluzione alternativa al depuratore del Villaggio Peruzzo e oggi noi ci troviamo ad aver adottato la soluzione peggiore per poter risolvere l'inquinamento a mare solo di una parte di San Leone, perché dobbiamo ricordare che il depuratore di Sant'Anna scarica nella foce del fiume Agragas. Quindi il gruppo GIRPA ha ritenuto opportuno astenersi perché questa soluzione da un punto di vista tecnico e da un punto di vista economico noi l'abbiamo reputata peggiore. L'unica nota positiva della costruzione di questa pompa di sollevamento è che una parte, ripeto, del mare di San Leone non sarà inquinato.